Come back. You, the people, have the power. Va ora in onda Comeback. Rollin', 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 rollin'. Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, rawhide, cut 'em out, ride 'em in. Buonasera, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica statunitense e alle vicissitudini dell'amministrazione Trump, che costantemente deve barcamenarsi per forza di cose tra il Congresso americano, la Corte Suprema e quelli che alla fine sono gli inevitabili marosi della politica internazionale. E già la scorsa volta, martedì, abbiamo iniziato a vedere quali sono i fronti caldi che la Casa Bianca sta affrontando in questi giorni sul piano geopolitico. La volta scorsa ci siamo occupati in particolare dei complicati rapporti con l'Unione Europea, con le questioni dei dazi che la Casa Bianca ha annunciato su alcuni prodotti di importazione dal vecchio continente, molti prodotti alimentari anche italiani, e adesso a oggi il fronte caldo è ovviamente la Libia, una Libia rispetto a cui cercheremo di vedere l'amministrazione americana in questo momento sta tenendo una posizione abbastanza ondivaga, ambigua, non ben chiara, e cercheremo poi all'interno nello spazio odierno anche di dare aggiornamenti in tempo reale sulla situazione, al di là di quelle che poi sono le dinamiche prettamente americane, visto che poi è ovvio le dinamiche di Washington si intersecano con quelle del mondo tutto, anche quindi con la Libia e anche con casa nostra. Secondo gli ultimi aggiornamenti sul territorio libico ci sarebbero circa 4.500 persone in fuga dalle parti di Tripoli, e quindi la situazione non accenna a migliorare. Da alcuni giorni ormai, lo sapete, siamo in una nuova fase di fatto della guerra civile. Parliamo di nuova fase perché essenzialmente la guerra civile libica probabilmente non si è mai fermata del tutto da quando scoppiò nell'ormai lontano 2011, un evento, lo ricordiamo tutti, in cui gli Stati Uniti proprio giocarono un ruolo, ai noi, fondamentale. All'epoca c'era alla Casa Bianca Barack Obama, che si accodò all'intervento bellico fortemente propugnato dalla Francia di Nicolas Sarkozy in primis e dalla Gran Bretagna di David Cameron in secundis. Ovviamente, lo sapete tutti, quello fu un intervento principalmente francese, aveva degli obiettivi di natura geopolitica ed economica in primo luogo. Sarkozy voleva rompere le uova nel paniere al nostro paese. Poco tempo prima, all'epoca c'era il governo Berlusconi, Berlusconi era riuscito a siglare un importante partenariato proprio con Gheddafi, un partenariato che soprattutto per quanto riguardava gli aspetti economici ed energetici tagliava
tagliava fuori la Francia o comunque riduceva fortemente la sua influenza sul territorio, e quindi ovviamente l'Eliseo cercò di interporsi e ai noi ci riuscì. Poi in realtà Sarkozy era anche mosso da altri intenti, come dire, più personali, doveva nascondere i vari finanziamenti elettorali che aveva avuto da Gheddafi nel corso della sua campagna elettorale per arrivare proprio all'Eliseo. Quell'intervento, dicevamo, trovò poi anche l'appoggio della Casa Bianca, guidata all'epoca da Barack Obama. Obama recentemente ha definito quell'intervento bellico, quantomeno da parte dell'America, come il peggior errore della sua presidenza, quindi riconoscendo in qualche modo appunto il patatrac che aveva combinato, meglio tardi che mai. Obama nella fattispecie lo riconobbe nel 2016 in un'intervista, in una lunghissima intervista che rilasciò ad aprile 2016 alla testata americana di Atlantic, svelando anche quelle che furono le dinamiche all'interno della sua stessa amministrazione, perché ricordiamoci che nel 2011 la Libia di Gheddafi era ormai di fatto, non voglio dire un alleato, ma era in pace con gli Stati Uniti. Poco tempo prima, ai tempi di Bush, aveva optato per smantellare il suo discusso, ma alla fine rudimentale, arsenale nucleare, e tra l'altro Gheddafi nei primi anni del 2000 addirittura aiutò l'amministrazione Bush dopo l'attentato dell'11 settembre. Quindi di fatto l'America non era più in guerra o comunque in tensione con Tripoli, come accadeva invece negli anni '80 ai tempi di Ronald Reagan. Quindi quello fu diciamo un elemento in più per cercare di, come dire, fu un elemento in più che spinse a chiedersi ma per quale ragione l'America alla fine si accodò a quello sciagurato intervento bellico promosso dalla Francia. E presto detto, dello stesso Obama a dirlo, fu l'allora segretario di Stato Hillary Rodham Clinton che fece di tutto per spingere un riluttante Obama, questo va detto anche se le sue responsabilità poi sono oggettive, però spinse proprio la Clinton, un riluttante Obama, ad intervenire pesantemente, manu militari, sulla Libia. Una Clinton che si scontrò anche con l'allora vicepresidente Joe Biden, il quale aveva capito che intervenire in Libia probabilmente avrebbe suscitato qualche inenarrabile disastro. Hillary Clinton, che poi negli anni successivi, o meglio l'anno successivo, insomma i mesi successivi a quell'intervento, questo è oggettivo, non è un giudizio politico, ha gestito malissimo il dossier libico, ha gestito malissimo la politica libica esplosa letteralmente dopo la sconfitta e la morte di Gheddafi. Qualcuno di voi magari ricorderà anche il famoso caso Bengasi, l'11 settembre del 2012, qua un attacco terroristico colpì l'ambasciata americana e morì tra gli altri l'ambasciatore statunitense in Libia. Quello fu un caso eclatante che suscitò anche in America la creazione da parte dei repubblicani di una commissione parlamentare di inchiesta su Hillary Clinton, il cosiddetto caso Bengasi. Perché nelle settimane antecedenti all'attacco terroristico l'ambasciatore poi ucciso aveva chiesto al Dipartimento di Stato, che era appunto guidato dall'ex First Lady in quel periodo, aveva chiesto maggiore protezione perché probabilmente si sapeva che insomma sarebbe accaduto qualcosa. Quella protezione non avvenne, non ci fu, non ebbe luogo e successe quello che successe. E se ricordate bene, lo stesso scandalo delle email che ha perseguitato Hillary fino al 2016 nacque proprio da un troncone di quell'inchiesta sul caso Bengasi, perché l'accusa mossa dai repubblicani, e non solo dai repubblicani a dir la verità, anche dall'FBI, era che lei avesse in qualche modo usato
utilizzato per lo scambio di mail il suo server personale, non quello governativo, per cercare di celare, cancellare, eliminare mail compromettenti proprio sul caso Bengasi. Quindi questa è la situazione. Hillary Clinton non sembra essere, diciamo così, ancora granché convinta di quell'errore. Io ricordo nel 2016, durante uno dei vari dibattiti per le primarie democratiche, era lei contro il candidato socialista Bernie Sanders. Sanders giustamente le rinfacciò il disastro libico e lei rispose candidamente: ma adesso in Libia c'è la democrazia. Quindi voglio dire, ecco, questo è insomma, come posso dire, queste sono le conseguenze che ha prodotto l'ex First Lady, una candidata che, ricordiamolo, alle ultime elezioni presidenziali era sponsorizzata anche da alcuni partiti della nostra sinistra italiana. Ecco, diciamo, è abbastanza, come dire, paradossale, sotto certi aspetti abbastanza anche aberrante, ma lasciamo perdere. Quindi diciamo che da allora la situazione libica è un caos, al di là di tutto quello che è successo. Voi sapete, la situazione attuale è una sorta di, neanche di archia, c'è una dicotomia interna alla Libia tra due apparati governativi rivali che stentano a riconoscersi. Ovviamente da una parte c'è al-Sarraj che è, sapete, spalleggiato, ha creato questo governo sotto l'egida non così forte poi dell'ONU, governo spalleggiato dall'Italia e poi anche dagli Stati Uniti. Dall'altra parte c'è il generale Haftar che, al contrario, ha dalla sua innanzitutto importanti alleati medio orientali, la cosiddetta, viene definita NATO medio orientale, cioè l'asse Egitto e Arabia Saudita. E poi dalla parte di Haftar c'è anche la Russia di Vladimir Putin e, venendo più vicini a casa nostra, la Francia di Emmanuel Macron. Ed è proprio rispetto a Macron che ci sono, diciamo così, vari dubbi. Oggi, insomma, sono fioccate numerose critiche da parte italiana, a partire proprio dal ministro dell'Interno Matteo Salvini contro il presidente francese. Perché se nelle ultime settimane, negli ultimissimi giorni, come dire, c'erano forti sospetti che Macron stesse aizzando Haftar, ma le prove, diceva qualcuno, in realtà non c'erano. Ebbene, nelle ultime ore forse queste prove sono arrivate. Perché? Perché la Francia ha recentemente bloccato un progetto di dichiarazione dell'Unione Europea, una risoluzione dell'Unione Europea, che avrebbe chiesto ad Haftar di fermare l'offensiva contro Tripoli. Quindi c'era già una bozza di documento, ogni membro dell'Unione Europea doveva in qualche modo esprimersi per dare o meno il suo assenso. La Francia di Macron ha posto una sorta di veto, ha detto non si può nominare esplicitamente in questa risoluzione il nome di Haftar. Non può essere nominato, e quindi alla fine non se n'è fatto assolutamente nulla. È uscita fuori un documento piuttosto annacquato, e quindi diciamo che questo atteggiamento della Francia ha palesato quello che in realtà era già abbastanza palese di per sé, ma ha sancito l'evidenza, vale a dire che l'Eliseo non solo spalleggia Haftar, questo si sapeva che insomma stava dalla sua parte, ma addirittura lo starebbe quasi appunto aizzando, fomentando in questa sua marcia militare contro Tripoli. Una marcia militare che ancora non è esattamente chiaro dove effettivamente voglia andare a parare. Perché? Perché fino a
3-4 giorni fa si diceva insomma Haftar in realtà non avrebbe proprio delle ambizioni militari in senso stretto, cioè non vorrebbe conquistare Tripoli, cioè in realtà vorrebbe esercitare delle pressioni in vista di quella che sarebbe appunto dovuta essere la conferenza di Ganamesh, che sarebbe dovuta avvenire appunto a metà aprile, una conferenza che era già stata organizzata da diverso tempo, sempre sotto l'egida dell'ONU, una conferenza a cui avrebbero dovuto partecipare tutte le parti in causa nel conflitto libico, qui non solo Haftar e al-Sarraj, ma anche i rappresentanti delle varie tribù, che sono numerosissimi. E quindi questa era, diciamo, la conferenza che avrebbe dovuto preludere poi, sicuramente a un accordo tra le parti, ma l'idea era un accordo che creasse il contesto favorevole per arrivare poi a delle elezioni che si sarebbero dovute tenere, prima si diceva per primavera, ma comunque poi si era un po' allungata, cioè entro il 2019. La conferenza è stata annullata poche ore fa per quello che sta accadendo. L'ONU non è assolutamente, come dire, certo che questa crisi possa trovare uno sbocco risolutivo in tempi ragionevoli. E attenzione, perché Macron non è l'unico, non è l'unica potenza a livello internazionale che si è espressa formalmente adesso in questa crisi a favore di Haftar, perché già anche la stessa Russia aveva bloccato pochi giorni fa una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, una risoluzione che appunto voleva intimare al generale di fermare la sua avanzata su Tripoli. Quindi bisogna stare molto attenti, perché Haftar ha dal punto di vista internazionale le spalle coperte, nella fattispecie da potenze, da stati che, come dire, esprimono da sempre non solo una determinata forza dal punto di vista geopolitico e militare, ripeto, vedi l'Egitto, vedi l'Arabia Saudita, vedi la Francia, vedi la Russia, ma esprimono anche delle linee abbastanza nette, e spesso e volentieri in queste questioni addirittura unilaterali. Quindi la situazione è abbastanza preoccupante proprio per questa ragione, anche se poi, per quanto riguarda più direttamente il nostro paese, è ovvio che il problema maggiore deriva proprio dall'Eliseo e dal presidente francese Emmanuel Macron, perché va da sé che la strategia, se di strategia vogliamo parlare, che la Francia ha iniziato ad adottare in Libia dal lontano 2011 non è poi molto cambiata né sotto Hollande né tantomeno sotto Macron. Diciamo che ai tempi di Hollande si era un po' attenuata, come dire, Hollande non è che fosse un presidente troppo, come dire, troppo diretto, non faceva eccessivo sfoggio di potere, tendeva a stare molto dietro le quinte, però la linea è sempre rimasta la medesima. Questo per dire che a livello di politica estera, ma questo anche al di là del dossier libico in senso stretto, bisogna sempre stare attenti con i presidenti francesi, perché la storia dimostra che soprattutto sulle questioni di politica estera, nonostante si possa cambiare il colore del partito che siede all'Eliseo, le linee restano più o meno sempre quelle. Tendenzialmente sono linee ostili all'Italia, ma questo è abbastanza noto. Esempi si potrebbero citare, sempre restando
al caso africano, dove la Francia mantiene al di là della Libia sempre una sorta di iperattivismo, no? All'interno di quella che era insomma la sua rete ex coloniale, post coloniale. Se voi andate a vedere come la Francia continua a gestire in buona parte le sue ex colonie, la gente che subisce questi interventi politici, economici da parte di Parigi in loco vi dirà a tutti che nonostante si possano avvicendare i presidenti, la situazione resta sempre questa. Io per la verità in passato mi sono dovuto occupare di Costa d'Avorio, e in Costa d'Avorio la Comunis opine è proprio quella, dice non cambia nulla, che ci sia Sarkozy, che ci sia Hollande, che ci sia Macron, ma semmai la situazione quando cambia sempre in peggio, mai in meglio. Questo poi si aprirebbe tutto un discorso sulla presenza generale della Francia in Africa, ecco, lì ci sarebbe molto da dire. Fermandoci oggi alla Libia, ecco, al di là di quelli che possono essere i complottismi, resta abbastanza, come dire, strano, particolare, ambiguo che questa marcia di Haftar, sponsorizzata in buona sostanza da Parigi, sia avvenuta proprio in questo momento. È vero che dal punto di vista locale, territoriale, Haftar probabilmente aveva l'ambizione, come vi dicevo prima, non tanto di arrivare a una conquista militare di Tripoli, ma aveva l'idea forse all'inizio più di presentarsi come l'uomo forte della situazione per intervenire alla conferenza dell'ONU di cui parlavamo prima con un potere contrattuale maggiore in vista di potenziali elezioni da tenere entro la fine di quest'anno. L'idea di Haftar probabilmente era quella di dire: vedete, io sono l'uomo forte rispetto a Sarraj e quindi in vista delle elezioni devo in qualche modo accreditarmi come tale. La mia marcia su Tripoli esemplificherebbe in un certo qual modo questo mio messaggio, perché Haftar ha sempre detto: io non marcio su Tripoli per rovesciare Sarraj, io marcio su Tripoli per ripulire in qualche modo quell'area dagli estremisti, miliziani, jihadisti. Ha sempre dato una giustificazione di questo tipo. Detto ciò, però, al di là di quello che Haftar può aver detto, può aver fatto, può aver ambito a livello territoriale, restando la questione dello spalleggiamento da parte di Parigi, perché Parigi si imbarca in un'avventura del genere o comunque sponsorizza, izza un'avventura del genere in questo momento. A pensar male si potrebbe ritenere che forse Macron abbia qualche preoccupazione in vista delle elezioni europee di maggio, e siccome Macron sa bene che una crisi in Libia non solo è dannosa per l'Italia in termini economici, va da sé, ma è dannosa per l'Italia anche, forse soprattutto in termini di flussi migratori, chissà che il presidente francese non voglia esporre il nostro paese a flussi improvvisi proprio in vista delle elezioni che si terranno a maggio, dove in questo momento insomma sembrerebbe esserci, secondo i sondaggi, una discreta ascesa delle forze sovraniste, o comunque forze che non sono molto amichevoli verso la linea macroniana a livello europeo e a livello nazionale. Come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Se fino a 2 giorni fa quest'idea poteva appunto essere complottismo puro, oggi, dopo
che Parigi è intervenuta a bloccare quella risoluzione, forse quest'idea acquisisce un minimo in più di concretezza. Del resto, lo sappiamo, la Francia storicamente gioca partite a livello geopolitico in modo profondamente spregiudicato. La Francia non si è fatta troppi problemi ad appoggiare in Libia un candidato quale appunto Haftar, andando anche contro quello che era quella che era ed è la linea delle Nazioni Unite. E qui potremmo anche fare un discorso relativo ai governi italiani precedenti sulla scelta del candidato da sostenere. Ne parliamo a breve dopo l'intervallo. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net.
Buonasera, ben trovati su Comeback da Stefano Graziosi, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica statunitense, anche se questa sera, vista l'attualità di giornata, ci stiamo dedicando maggiormente alla Libia, ma adesso cercheremo di anche in qualche modo di analizzare la situazione libica proprio sul versante americano, per cercare di capire che cosa potrebbe succedere a Washington e anche sul territorio libico, dopo aver analizzato le dinamiche che stanno appunto legando il generale Haftar e il presidente francese Emmanuel Macron. Se volete intervenire, il numero da fare è 0266 20 3529. Innanzitutto un brevissimo aggiornamento, una Sky News di pochi minuti fa, secondo cui un'intera brigata delle forze del generale Haftar si sarebbe arresa alle forze del governo di Sarraj. Questo nella zona a sud-est di Tripoli. Nella fattispecie si sarebbero arresi circa 150 militari, per cui lo stiamo vedendo da alcuni giorni, nelle ultime 48 ore, 2-3 giorni. In realtà questa marcia di Haftar, ripetiamo, al di là di quelli che sono gli obiettivi, che probabilmente sono anche cambiati da quando è iniziata, non sembra così inesorabile, ecco, per cui l'uomo forte sì, ma fino a un certo punto sotto certi aspetti. Dicevamo, la questione libica vista dagli Stati Uniti è una realtà abbastanza complessa, ma che come Italia ci tocca molto da vicino, perché come accennavamo anche prima, in realtà gli Stati Uniti sono sotto l'egida dell'ONU, appoggiano il governo di Sarraj e quindi sulla questione ci dicono che ci sono addirittura 2 telefonate, prego. Buonasera Alberti. Buonasera. Buonasera. Allora, secondo me, signor Graziosi, a complicare la posizione dell'Italia in Libia potrebbe invece contribuire pesantemente, sempre secondo me, ancora una volta, la crisi in atto con Parigi, cioè che è inasprita dal ritiro il 7 febbraio, mi sembra, dell'ambasciatore francese a Roma, rientrato una settimana dopo, che rischia di inficiare le liaison positive sviluppatisi in occasione della conferenza di Palermo, con l'accettazione francese di posticipare il processo elettorale libico, come sostenuto da Roma. La saluto, buonasera. Grazie mille. Sentiamo anche la seconda telefonata e poi cerchiamo di rispondere. Salve, buonasera. Buonasera. Sono Michele Caruso. Buonasera. Buonasera a lei. Senta, io rispetto a questa questione libica che si protrae ormai da fin troppo tempo, senza che nessuno prenda provvedimenti ad hoc, io penso ad esempio alla stessa ONU che aveva ordinato il fermate il fuoco per 2 ore e senza che nessuno abbia dato ascolto. E quindi vorrei dire anche qual è poi tra l'altro l'importanza e la funzionalità di certi organi che dovrebbero sovrintendere quando occorra. Il fatto che Sarraj insomma ci tenga a mantenere lo status quo è nel suo interesse legittimamente, poi tra l'altro anche in qualche modo dovuto dal fatto che lui ha avuto un consenso popolare più o meno così consacrato. Invece Haftar sappiamo che tende appunto a destabilizzare e ad usurpare quel potere. Fatto sta che chi ne sta pagando le conseguenze sono soprattutto gli stati democratici e liberali come il nostro, che debbono subire anche poi l'allontanamento da parte di gente che cerca evidentemente un po' di pace e un po' di libertà in territori come il nostro, e quindi sappiamo benissimo poi anche le colpe della Francia, ad esempio già dai tempi di guerra insomma che sono abbastanza recenti e laddove la diplomazia evidentemente ha contato ben poco perché c'erano degli interessi petroliferi di un certo tenore. Perfetto, grazie mille. Sì, indubbiamente per quanto riguarda entrambi gli interventi, innanzitutto c'è sicuramente una crisi con la Francia, e questa crisi con la Francia viene a, come diceva la prima ascoltatrice,
viene a inficiare tutta la questione libica. Il tema è però capire qual è la causa e qual è l'effetto, perché parliamoci chiaro, è la Francia che per quanto riguarda il dossier libico non ha giocato in maniera esattamente pulita sin dall'inizio, e come accennavo nella prima parte della trasmissione, questo non da Macron ma da Sarkozy. Quindi è ovvio che il dossier libico è una delle cause che va a complicare ulteriormente il rapporto tra Roma e Parigi. Non è certo l'unica causa, però è quello che in qualche modo sta spingendo a livello europeo spesso e volentieri questo governo a rompere o a forzare il sistema tradizionale di alleanze che l'Italia appunto ha storicamente avuto in Europa a favore di altri blocchi. Questo è il grande tema, quando spesso si critica, talvolta magari anche con ragione, l'idea che l'Italia possa, diciamo così, spingersi verso il cosiddetto blocco di Visegrad. Però il tema che va, come dire, analizzato nel dettaglio è quali sono gli effettivi benefici che il nostro paese può continuare ad avere rispetto ad alleanze storiche come quella con la Francia, che però, ecco, non sembrano più produrre, se mai hanno prodotto qualcosa, probabilmente sicuramente sì, in passato, ma oggi non sembrano produrre grandi benefici. Quindi vediamo il caos della Libia, vediamo tutta la gestione, per esempio, dei flussi migratori, vediamo come la stessa Francia, ne abbiamo parlato lunedì scorso, martedì scorso, come la stessa Francia cerchi di mantenere all'interno dell'Unione Europea rapporti privilegiati con l'Europa che conta, vedi la Germania, bypassando completamente il nostro paese. Il caso che citavamo martedì era proprio quello del trattato di Aquisgrana, che è un trattato bilaterale tra Berlino e Parigi all'interno di un contesto che dovrebbe essere multilaterale. Cito questi casi per dire che il dossier libico è uno dei tanti elementi che ci dividono da Parigi, e nella fattispecie da questo presidente Emmanuel Macron, che sovente dietro la bandiera di un sventolato europeismo ha sempre celato e continua a celare interessi di stampo eminentemente nazionalista. Dall'altra parte il secondo radioascoltatore metteva in luce, tra le varie cose, proprio i problemi che l'ONU ha riscontrato, sta riscontrando nel cercare di risolvere questa crisi, e il tema è proprio che abbiamo appunto altri due ascoltatori, sentiamoli e poi cerchiamo di proseguire. Pronto? Buonasera. Oh, buonasera Stefano. Buonasera a lei. Grazie. Buonasera, ho sentito attentamente la prima parte e poi le due telefonate, il che mi è piaciuto molto, però io direi un'altra cosa, guardi, ma la Francia, secondo me, lei ha tutte le ragioni del mondo, però dato che, secondo me, si sente sempre più isolata in Europa perché teme un isolamento, facciamo per finta che davvero verrà che hanno prolungato le elezioni, hanno promulgato addirittura le elezioni dell'Inghilterra, ma entro a ottobre questi escono. Si trovano i socialisti che non potrebbero più aiutare Macron nell'interno dell'Europa in caso di eventuali votazioni europee, primo. Secondo, la Francia si trova sola con una Merkel che ormai è in disuso quasi. Certo. Quindi, temendo di perdere quel po' di potere che ha ancora, perché, dico l'ultima, avendo un apparato atomico ormai obsoleto, vecchio, che militare intendo, quindi non fa più paura a nessuno, e lui adesso non sa più che pessi pigliare. E poi oltretutto che si trova addirittura un bus contro
cari miei, non so che cosa viene fuori. Grazie Stefano, grazie a complimenti. lei. Sentiamo la seconda e poi ci rispondiamo. Sì, pronto? Buonasera. Sì, buonasera, grazie per quella chiarezza di posizioni su questa difficile situazione. La ringrazio. Io volevo un chiarimento se lei sapeva di eventuale intervento da parte del Vaticano in questa situazione, no? Perché visto che anche Macron ha avuto un recente incontro proprio a Roma col Papa, eccetera, ecco, no, qualche tempo fa. Ecco, non vorrei che appunto sulla situazione dell'immigrazione, no, il Vaticano cercasse in qualche modo, no, di restare al di fuori o non fa finta di non intervenire. Perché visto che abbiamo il Papa che parla sempre, no, di dialogo tra le posizioni, no, e di non ricorrere alle guerre, eccetera, finora io non ho sentito niente. Mi sa dire qualcosa da questo punto di vista? Grazie. Grazie a lei. Comincio dall'ultima domanda perché francamente non lo so. Si diceva qualche mese fa che al Vaticano si muovesse un po' sotto traccia per cercare di favorire un accordo tra le parti in Libia. Ultimamente non ho sentito granché, però oggettivamente non ne sono informato quantomeno. Per quanto riguarda poi nella fattispecie questa crisi attuale di questi ultimi giorni, probabilmente si starà muovendo, ma non so oggettivamente rispondere. Per quanto riguarda invece il primo intervento, assolutamente sì, è vero, sono anch'io convinto che l'iperattivismo che sta caratterizzando Macron, questo per quanto riguarda il dossier libico, ma proprio anche nei rapporti con la Merkel e quant'altro, non sia un segno di forza, ma sia uno stratagemma per celare uno stato di profondissima debolezza che Macron ha dal punto di vista interno. Una debolezza che è in primo luogo strutturale, perché la Francia da un punto di vista socio-economico non se la passa benissimo, non è il paese del Bengodi rispetto all'Italia, e mi sia concesso di dire altresì che nonostante ci sia qualche grande famoso economista che dica che è tutta una balla, in realtà credo che sia vero che la Francia possa ancora permettersi alcuni aspetti economici rilevanti solo grazie all'ex impero coloniale che ha e che continua a trattare da colonia. Vedi i diversi casi di ex colonie come la Costa d'Avorio, eccetera. E parentesi, in questo frangente la Francia non opera in senso coloniale solo per quanto riguarda il famoso franco CFA di cui molto si è anche giustamente parlato, ma il vero scandalo del neocolonialismo francese, più o comunque oltre che il franco CFA, è dato da un altro elemento, che è la gestione delle materie prime che la Francia detiene rispetto a quelle che sono le sue ex colonie. Quindi se la Francia può ancora, come dire, permettersi una situazione economica vagamente migliore, è perché, diciamo, usa queste strategie di dubbia moralità sotto certi aspetti in quelle che sono le sue ex colonie africane. Ma non è soltanto una questione strutturale per quanto riguarda la Francia, ma anche una questione contingente, personale di Macron. L'abbiamo detto anche martedì scorso. Macron è un presidente che ha vinto con una legge elettorale gollista e gli ha dato la possibilità di arrivare all'Eliseo nonostante l'esiguo sostegno alle urne da parte dei francesi. Il fenomeno dei gilet gialli, per dire, è un'estremizzazione di un malcontento abbastanza diffuso in Francia. Macron è un presidente abbastanza impopolare e quindi è ovvio che lui deve cercare di mascherare, di celare questa sua debolezza interna che è fortissima attraverso un iperattivismo internazionale, quindi gli incontri e i vertici, gli accordi bilaterali con Angela Merkel, anche lei che si trova in una situazione
situazione insomma di forte debolezza interna, l'iperattivismo in Libia, eccetera, ma non è niente di nuovo, perché voglio dire, di politiche velleitarie la Francia ne ha sempre portate avanti. Hollande faceva lo stesso, Hollande fallì di fatto nella gestione, nel problema del terrorismo all'interno, cercò di risolvere o finse di risolvere la situazione mandando i bombardieri in Medio Oriente. Quindi questo è il tema della Francia, ma potremmo fare il caso di Sarkozy. Sotto certi aspetti anche lo stesso De Gaulle portò avanti delle politiche talvolta velleitarie, come quando ricordava il radioascoltatore prima, nel 66 se ne uscì dalla NATO per fare il blocco francese, che infatti contava quello che contava. Quindi voglio dire, ci si muove. Macron è l'espressione di una storia molto più profonda sotto questo aspetto, e quindi sono pienamente d'accordo nell'interpretazione in base a cui quello che sta avvenendo in Libia, l'impegno di Macron in Libia, sia principalmente dovuto proprio a una situazione di questo genere. Poi ovvio ci sono altre ragioni, altri obiettivi, mettere i bastoni tra le ruote all'Italia, lo dicevamo prima, forse anche metterla in cattiva luce in vista delle elezioni europee con flussi migratori ingenti. E quindi proprio per questo dissidio non più soltanto diplomatico con Macron, la posizione degli Stati Uniti in realtà sarebbe fondamentale per l'Italia, perché visto che l'ONU in quanto ONU, lo stiamo vedendo in queste ore, in realtà di influenza effettiva ce ne ha molto poca, bisognerebbe forse puntare molto sul gioco di sponda con Washington, perché Washington formalmente appoggia Sarraj. Dico formalmente perché quello che dicevamo all'inizio della trasmissione, poi mi rendo conto abbiamo parlato di tutt'altro tranne che di America questa sera, però è un appoggio formale perché Donald Trump con Sarraj non ha effettivamente questo grandissimo rapporto, e Sarraj nelle settimane, nei mesi scorsi se ne è lamentato anche parecchio. Diciamo che a livello molto generale Donald Trump considera la Libia una seccatura, quindi lui è come la Siria sotto certi aspetti ai suoi occhi, cioè lui dice quello è un pantano di caos, chi me lo fa fare di intervenire lì? È ovvio che l'America anche avrebbe i suoi interessi soprattutto nel ramo energetico, quindi delle ragioni comunque questa amministrazione americana le avrebbe per intervenire, ma nell'ottica trumpista classica in realtà il gioco non vale la candela. Questo è l'approccio di fondo che muove questa amministrazione, tant'è che domenica scorsa gli Stati Uniti hanno ritirato il piccolo contingente americano presente appunto sul territorio libico, man mano che l'escalation proseguiva e si faceva più minacciosa. Oggi c'è un editoriale su Bloomberg che dice chiaramente la Libia se ne devono occupare l'Italia e la Francia, noi stiamocene fuori. E quindi ecco che rispetto alla Libia in generale Donald Trump ha un approccio piuttosto, come dire, isolazionista, di profondo disimpegno. È un appoggio a parole che lui dà a Sarraj, ad oggi fatti ben pochi. Qualche giorno fa il presidente americano ha comunque nominato il nuovo ambasciatore statunitense in Libia. Ricordiamoci che quella poltrona era vacante dalla fine del 2017, quindi questo per dirvi quanto Donald Trump si interessa di Libia. Però questo nuovo ambasciatore che si chiama Norland è tra l'altro un diplomatico di carriera, quindi è uno che insomma non è spesso gli ambasciatori americani vengono, questo invece è stato ambasciatore mi pare in Ucraina, in Uzbekistan, insomma è uno che ha esperienza. Non si capisce però che linea questa amministrazione americana vorrà dare alla sua politica libica, e Norland quale strada sceglierà. Cioè da una parte la scelta di uno di esperienza come Norland ci fa capire che Trump magari voglia impegnarsi di più in Libia, il problema è capire in quale direzione, e lì subentrano i problemi, perché i candidati, lo sapete tutti, l'abbiamo detto, sono due,
lui adesso, Trump, è con Sarraj e ha anche delle motivazioni per starci in realtà, però non è neanche detto che questo presidente a un certo punto possa cambiare barricata, possa cambiare la parte della barricata, perché tra Sarraj e Haftar, agli occhi di Donald Trump, ci sono ragioni pro e ragioni contro per entrambi. Perché? Stare con Sarraj per Trump significa innanzitutto contrastare Macron, l'abbiamo detto prima, e Donald Trump con il presidente francese non ha un buon rapporto su numerosissimi dossier che poi magari con la Libia non c'entrano nulla, ma sono dossier di tipo commerciale, nella politica medio orientale, su quella climatica, eccetera. Ma poi l'appoggio a Sarraj da parte di Trump in termini di politica interna a Washington implicherebbe il favore da parte dei falchi antirussi, perché, come dicevamo prima, Haftar è fortemente spalleggiato dalla Russia, per cui è abbastanza prevedibile che i falchi di Washington e le alte sfere militari americane vedano Haftar come un cavallo di Troia che possa permettere a Putin di espandere la sua influenza nell'Africa settentrionale. E quindi tutti questi elementi possono effettivamente spingere Trump a rimanere saldamente con Sarraj. Però attenzione, perché la situazione è molto complessa ed è soprattutto molto ambigua, perché ci sono delle ragioni che possono invece spingere Donald Trump a schierarsi con Haftar. Innanzitutto, a livello molto generale, Donald Trump su questi dossier, su questi scacchieri, come dire, molto caotici, predilige da sempre l'uomo forte, perché lui dice: in queste realtà tu non puoi mettere accordi tra le parti, accordi politici, devi metterci uno che riesca a imporre in qualche modo la legge attraverso anche l'uso della forza. Quindi questo potrebbe essere un argomento che in qualche modo è in grado di spingere il presidente verso questa scelta. Ma poi, al di là di ciò, c'è un ulteriore elemento di carattere geopolitico cui accennavamo prima, e questo elemento è dato dalle alleanze di cui Haftar gode a livello medio orientale. Sono alleanze di peso, cioè dicevamo l'Egitto del presidente al-Sisi, altro generale, e l'Arabia Saudita. E voi sapete che Egitto e Arabia Saudita, soprattutto l'Arabia Saudita, rappresentano alleati molto forti per questa amministrazione americana e soprattutto per Donald Trump. E quindi ecco che è ovvio che, diciamo, questo dissidio, questo scontro tra Haftar e Sarraj lancia, come dire, un grande punto interrogativo, innanzitutto perché comunque questa avanzata di Haftar, lo vedevamo prima, non sembra così inesorabile come era partita, ma poi perché sul piano delle alleanze internazionali e del nostro stesso paese va da sé che ci sono numerosi elementi di incognita e che i blocchi sono molto, come dire, sono molto fluidi, e questa fluidità certo ci impedisce di capire, di prevedere con chiarezza quelle che possono essere le dinamiche future. Io vi saluto per questa sera, vi do appuntamento a lunedì alle 18, ringrazio Giulio alla regia e lascio la parola dopo di me a Pierluigi Pellegrin. Buona serata da Stefano Graziosi. Come back. In the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Come Back.